Una manifestazione da parte del comparto della pesca, abbiamo visto che avete anche esposto degli striscioni. Cosa chiede il comparto? Allora, questa manifestazione nasce da solo un motivo. Da circa un anno di quando sono cominciate queste trivellazioni, noi abbiamo subito un danno ulteriore, non per la pesca è ridotta al collasso, minimo il 70% di pescato, e si parte con il presupposto che noi veniamo ad un fermo biologico di 30 giorni imposto dal governo, siamo usciti ad andare al mare dopo 30 giorni, abbiamo pescato di meno di quel che abbiamo lasciato. La sensibilizzazione di questo movimento cos'è? Andare a parare il danno, tra virgolette, che stiamo subendo sull'economia dei nostri pescherecci e delle nostre famiglie. Ad oggi siamo in procinto di lasciare le barche a terra perché tanti e tanti equipaggi si stanno pian piano lasciando il suo lavoro. Chiediamo a chi di competenza andare a parare dove noi stiamo subendo questo danno, perché si sta fermando un'economia. Licata è fatta da agricoltura e pesca. La pesca ad oggi è quasi estinta. Vediamo di riuscire a trovare qualche interlocutore al brevissimo, perché oggi è una giornata di pesca. Siamo rimasti a terra, ci siamo organizzati per sensibilizzare tutti coloro che sono dalla nostra parte. Avvocato, in rappresentanza di un comparto, quello della pesca allicata, che oggi manifesta qui sulla Darsena di Marianello per chiedere sostanzialmente diritti. Sì, sono stato interpellato da tutta la marineria di Licata per portare all'attenzione questo problema. Per prima cosa ho mandato una nota all'ENI che ad oggi, nonostante sia passato più di un mese, non c'è stata alcuna risposta. Insieme all'ENI abbiamo informato tutti gli enti locali e la Regione, in particolare l'assessorato all'agricoltura e pesca. Le problematiche sono quelle, oltre le limitazioni che hanno i pescatori nell'andare a pescare in alcune zone di mare, cosiddette loro chiamano levante, che si estende da Licata verso Gela, e ci stiamo occupando pure dell'inquinamento ambientale, in quanto da studi fatti da alcune associazioni di categorie come Mare Amico, Greenpeace, si è accertato che nella lavorazione, nell'estrazione del gas, poi vengono riversati a mare determinati componenti che sono altamente inquinanti. Questo ci siamo proposti, adesso ci stiamo organizzando con i pescatori per interpellare, già abbiamo individuato un biologo marino dell'Università di Catania per effettuare alcuni studi sulla situazione, sulle condizioni del mare qui a Licata, anche perché mi dicono i pescatori che nonostante vi sia stato proprio in questo periodo un mese di fermo biologico, alla ripresa delle attività di pesca determinate specie di pescato che di solito, specialmente mi spiegavano in questo periodo dell'anno, erano molto abbondanti, non si riesce a pescare più niente, come se parte dei pesci, parte della flora e dell'habitat marino sia scomparso. Questo può avere delle giustificazioni o delle spiegazioni, in quanto loro l'ENI sto parlando, stanno ancora effettuando delle trivellazioni per individuare i pozzi da dove poter estrarre il gas. Questo tipo di attività, dalla letteratura scientifica, non avviene soltanto qui a Licata, ma
in geli in tutto il mondo, viene fatta con dei sistemi di ultrasuoni. Questi sistemi ultrasuoni si propagano fino a 50 km di distanza. È stato dimostrato nei mari del nord, nel Golfo del Messico, nell'Adriatico in Italia, che determinate qualità di pesce praticamente spariscono.